A Cagliari esiste una piazza che i residenti hanno ribattezzato Piazza del Crimine. È successo martedì sera e quello che ti sto per raccontare ti farà capire il perché. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Piazza del Carmine, nel cuore di Cagliari. Un posto che dovrebbe essere simbolo di vita e comunità, ma che invece è diventato teatro di violenza quotidiana. Martedì sera, un giovane senegalese vede due senza tetto che stanno litigando. Decide così di intervenire per calmare gli animi, insieme a un suo connazionale. Un gesto di civiltà, viene da pensare. Ma quello che succede dopo è agghiacciante. Uno dei due uomini, sardo, già noto nella zona, afferra una bottiglia, la rompe e colpisce il ragazzo dritto in faccia. Il sangue, le urla, la corsa all'ospedale Abruzzo. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. I residenti di Stampace non ne possono più. Parlano di risse quotidiane, di episodi di violenza che si ripetono sotto i loro occhi, giorno e notte. Hanno provato con eventi pubblici per riqualificare la zona. Hanno chiesto più controlli alle forze dell'ordine. Il risultato? Zero. La situazione è così degenerata che chi vive lì ha letteralmente cambiato il nome della piazza. Da Piazza del Carmine a Piazza del Crimine. E secondo me questo è un altro fatto che ci fa capire la gravità della situazione. Stiamo vedendo una comunità che arriva a rinominare il proprio spazio pubblico perché non si riconosce più in quello che è diventato. C'è un paradosso all'interno di questa storia. Il ragazzo aggredito sta facendo esattamente quello che dovremmo fare tutti, intervenire per fermare la violenza. Eppure è stato punito per la sua buona azione. Quindi io mi chiedo, in una città dove aiutare gli altri ti costa un volto sfigurato, chi avrà ancora il coraggio di fare la cosa giusta? Dimmi te cosa ne pensi. Come si può recuperare una situazione del genere? E se vuoi restare informato sulle notizie che la nostra terra ci offre ogni giorno, lascia un like e iscriviti. Io ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.